Prima di incominciare, come sempre, vediamo la copertina, un'intervista prima e dopo fatta al Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Vediamo il prima, poi vedremo l'intervista fatta quest'oggi, il dopo. Seguiamola. Presidente del Consiglio, nella sua veste ufficiale, dica non esiste dare l'autonomia al Veneto, vuol dire, e io mi appello anche a Mattarella, che forse qualcuno gli dovrebbe spiegare che la Costituzione, che lui fra l'altro sta modificando, non prevede l'impossibilità di aggiungere la parola Veneto oltre a Trento, Bolzano e così via. Per cui lui dice una cosa non vera, cioè l'autonomia al Veneto si può concedere modificando la Costituzione. Allora cos'è che fanno i Veneti? I Veneti vanno a fare un referendum che Renzi non voleva, ricordiamolo fino in fondo, che Renzi non voleva, e tant'è vero che è stato impugnato avanti la Corte Costituzionale da Renzi questo referendum, questa legge referendaria, e la Corte, non il circolo della briscola, la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi, non a Renzi. Quindi adesso di tutte queste sceneggiate che vengono fatte, no, il Veneto non può, noi andiamo a referendum, non è una gentile concessione. Certo. Il governo non ci autorizza proprio un bel niente, al governo noi stiamo negoziando due cose, la modificazione del quesito referendario, perché oggi abbiamo un quesito approvato dalla Corte Costituzionale, volete voi Veneti che il Veneto abbia più autonomia, punto, oppure avere una roba più articolata, proprio anche con tutte le competenze snocciolate. Due, negoziare in base all'articolo 116 delle competenze. Le due cose, il referendum e le competenze, sono delle cose distinte. Perché andare a votare al referendum? Noi vogliamo farlo entro fine anno. Perché è la vera, unica e prima chiamata di popolo, cioè tutti noi siamo chiamati a dire, bene, fino adesso tutti noi abbiamo sempre detto il Veneto deve essere autonomo, basta con Roma, basta su, basta giù, ok, avete la possibilità di andare un giorno, seggi, scrutatori, schede, cabine elettorali, una roba ufficiale, la prima volta nella storia. Allora, se non ci vanno tanti veneti e se non ci sarà un plebiscito per il sì, il giorno dopo, lo dice Luca Zaia, chiudo la cartellina e fine. E se sarà un plebiscito per il sì? Il giorno dopo abbiamo la sorpresa. Allora, incominciamo con l'avvocato Morosini. Che cosa ne dice? Io sono sempre ottimista, però diffido dall'enfasi quando l'enfasi, come in questo caso, non poggia su dati che abbiano una loro consistenza. Premettiamo un fatto. L'articolo 116, terzo comma, sul quale è incardinata la legge 15 che darebbe l'autorizzazione a fare uno dei 5 quesiti che la legge prevedeva, quindi non è vero che la Corte Costituzionale ha dato ragione a Zaia sulla legge 15, ha dato ragione su uno dei 5 quesiti che la legge 16 prevedeva. Cioè? Ovvero quello che è la ripetizione testuale del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede che le regioni possano chiedere al governo e quindi al Parlamento, perché serve una legge dello Stato, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Questa locuzione, questa frase, questa espressione, che è il testo del quesito referendario, l'unico, il primo dei 5 previsti, quindi bocciati 4, bocciato il secondo, bocciato il terzo, che chiedevano un qualcosa di concreto, è rimasto quello che mi dispiace per Luca Zaia, perché io vorrei anche aiutarlo, ma appare a chiunque di buon senso probabilmente di poca utilità. Premetto, onde evitare dubbi o così contestazioni di qualcuno, che io anticipo che io vado sempre a votare e invito le persone ad andare sempre a votare, e se si terrà questo referendum andrò comunque a votare, e anticipo fin d'ora che io personalmente, ma credo l'orientamento è anche quello del mio movimento politico, si voterà sì, perché per tenere alto il dibattito, ma anche per consentire alla gente di capire qual è la consistenza di questo referendum. In realtà, infatti una valenza politica, dopo parliamo della valenza politica di questo referendum. C'è un aspetto tecnico importante. Questo referendum sostanzialmente si poteva fare già dal 2001, quindi non è una cosa innovativa, già dal 2001, perché il 116 così concepito esiste dopo la riforma costituzionale del 2001. Non si è mai attivato questo meccanismo, lo ha approvato la Regione Lombardia nel 2007 e poi Maroni ha detto non serve a nulla trattare con lo Stato, quindi tanto vale lasciar perdere. L'abbiamo già capito che l'antifona è in questo senso, perché appena è stato presentato il 17 di marzo il pacchetto, e quando ormai a pochi giorni fa stava per scadere il termine,
il sottosegretario agli affari regionali Bressa ha detto che è una cosa praticamente, cosa ha detto? È pensare a Bolzano è una suggestione, ha usato proprio questo aggettivo. E il referendum stesso, diciamo un altro aspetto tecnico, così come lo ha lasciato per quell'unico quesito dei 5 previsti la Corte Costituzionale, è un referendum praticamente tautologico, cioè ripetitivo di quello che dice la norma, tant'è vero che la stessa Corte Costituzionale con la sentenza 118, respingendo su questo punto soltanto la contestazione del governo, ha detto in fondo lasciateglielo fare perché si muove nell'alveo del 116 terzo comma, quindi ha un valore politico. Ecco perché io voterò e voterò a favore, però dirò anche alla gente, cominciando da adesso, grazie a questa televisione e ad altre opportunità, alla gente attenzione, perché non illudiamo le persone, perché dopo l'illusione viene la tristezza, viene l'abbattimento, cioè non cambierà nulla, perché la Corte dice lasciamoglielo fare, tanto i limiti sono quelli del terzo comma e comunque si tenga conto che c'è un altro paletto molto più delicato, che è quello delle norme, delle disposizioni sul coordinamento della finanza pubblica. Cioè vuol dire che sulle quali norme di coordinamento della finanza pubblica lo Stato ha la parola in assoluto, anche adesso, non quando ci sarà la riforma che dice che appunto lo Stato ha la clausola di supremazia. Esatto. La ratio, diciamo, poi di tutta questa ambaradan, per semplicizzare, era proprio quello di dire cerchiamo di avere maggiori risorse, di avere una maggior gestione della finanza pubblica in modo da poter poi gestirci meglio, perché poi alla fin fine stringi. Ma questo è impossibile, sarebbe l'articolo che prevede questo, quello che va al concreto, che individua i famosi 9 decimi della richiesta come Bolzano, è l'articolo 56 di questo pacchetto di negoziato che la Regione Veneto con il suo Presidente ha presentato al Governo. Ma l'articolo 56, l'hanno già detto tutti, sull'esempio di Bolzano, è impraticabile perché ci sono i limiti delle norme, ripeto, e quindi parametri costituzionali del coordinamento della finanza pubblica. Su questa cosa non si è mai intrattenuto nessuno a dire la verità. Tenga presente, è una cosa molto preziosa sul piano procedurale, non c'è una norma procedurale che regola tutto il meccanismo del prima e del dopo, tant'è vero che la Corte ha detto ma il referendum prima cosa serve? Bisognerebbe farlo dopo per convalidare il negoziato. Prima ha solo una valenza politica e anche questo è un aspetto estremamente importante. Ma lo stesso emendamento dell'onorevole Rubinato, il famoso emendamento 571 alla finanziaria del 2013, che è l'unica norma, diciamo, di inizio della procedura che dà il termine al governo di 60 giorni per rispondere. Infatti oggi ha risposto il governo dicendo troviamoci per delimitare la tua pretesa. Cioè, a me dispiace, vorrei aiutare Zaia in questo senso, e quindi, ma io credo che questa fase referendaria sia una fase referendaria che forse con l'investitura che aveva avuto Zaia l'anno scorso, quindi neanche 11 mesi fa, e con il fatto che nel suo programma richiedeva diciamo maggiori autonomia, era già legittimato politicamente. Questo è il punto, per cui andare a spendere adesso 14 milioni perché non glielo faranno fare per ovvie ragioni politiche assieme all'altro referendum sulla riforma costituzionale, spendere 14 milioni sapendo purtroppo la democrazia dei costi, però in questo caso bisogna essere anche sapienti, non dire lamentarsi, il governo non ci fa fare election day, ed ha ragione Zaia a lamentarsi di questo, però non glielo faranno fare e allora valuta un attimo, vale la pena, io pongo una domanda, fare un referendum con queste caratteristiche? Sì, allora, prima di dare la parola a Alessio Morosin, vediamo un attimo il contributo, intervista odierna fatta a Luca Zaia, dicevo appunto il dopo, quindi quando è stato concesso, quindi vediamo cosa ha detto quest'oggi il Presidente. Bene. Una battuta per quanto riguarda questa apertura del governo al referendum sull'autonomia. Mi lasci dire che non è un'apertura, perché noi possiamo fare il referendum perché abbiamo vinto contro il governo avanti alla Corte Costituzionale. Poi qualcuno furbescamente fa passare l'idea il governo ha detto di sì. No, il governo non aveva neanche
titolo per dirlo perché comunque ne abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale, però ben venga la collaborazione con il governo, anche perché questo non è il referendum di Luca Zaia o di un partito politico, è il referendum dei veneti. Io mi rifiuto di pensare che ci sia un Veneto di sinistra o dei grillini o della Lega o di destra o di quello che dice che è Veneto ma è contro l'autonomia del Veneto, per cui sarà un'occasione invece per i veneti, una vera assunzione di responsabilità, che vadano a votare e decidano se vogliono l'autonomia oppure no. Assunzione di responsabilità. Luca Morosin, cosa ne dice? Io credo che sia sempre soltanto un fatto politico, perché per essere corretti nell'informazione, diciamo un altro passaggio. Ammesso che, io vado avanti col pensiero, che questo negoziato col governo produca un risultato straordinario, addirittura che accolga, voglio esagerare, che accolga tutte le domande, tutte, compreso l'articolo 56 che dice 9 decimi, ok? E dopo cosa succede? Non è con una legge regionale che viene approvato questo testo, questo è un articolato di 56 articoli, appunto, di 56 norme che viene presentato per trattare. Poi servirebbe una legge regionale che lo approva per dare ufficialità, perché l'iniziativa legislativa spetta sempre alla regione, e poi deve andare come proposta di legge statale al governo, al Parlamento anzi. Il governo, se vuole, coerentemente con l'approvazione, ho detto di questa esagerata, hanno approvato tutto, ipotizziamo, deve presentare un disegno di legge al Parlamento, e il Parlamento, qui è il punto delicato, deve approvarlo a maggioranza dei componenti, ultimo comma articolo 116, non a maggioranza di quelli che sono presenti quel giorno, quindi a maggioranza semplice, ma a maggioranza dei componenti. Vuol dire che se la Camera ha 630 deputati, ancora adesso deve avere la maggioranza di 316 almeno, cosa che accade rarissimamente. Allora io invito i telespettatori, questo punto qua non è stato detto da nessuno ancora, abbiamo visto di tutto nessun commento. Allora io dico, vi figurate che il Veneto abbia ottenuto il successo su tutto il fronte, non solo proprio approvato, tutto quanto, addirittura il governo lo fa proprio, lo presenta al Parlamento, arriva in Parlamento e deve avere la maggioranza dei componenti. Ora se io fossi un deputato della Calabria, un altro della Campania, uno della Basilicata che dice io ho le fonti, il petrolio, la Basilicata del petrolio, il Piemonte dice io in fondo non sono meno importante, no? La Lombardia, ci ho provato nel 2007, vuoi che il Veneto mi frega? Non troverebbe consenso mai. Mai! Bisogna dirla sta cosa qua. Chi ha scritto l'ultimo comma del 116 non è uno sciocco, è uno che ha visto lontano. La maggioranza dei componenti non ci sarà mai, perché scatenerà immediatamente una forma di autodifesa alle altre regioni e non passerà mai. Ma io ho esagerato, in realtà è che il 56, che secondo me l'articolo 56, quello che dice di trattenere i 9 decimi dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRES regionale, secondo me non è neanche stato scritto dai tecnici, è stato voluto politicamente per lanciare una provocazione. Ma come dicevo prima, ci sono due limiti fortissimi, il 116 terzo comma, quindi nell'ambito, nel perimetro della Costituzione, e poi le norme che sono norme con parametri di rilevanza costituzionale del coordinamento della finanza pubblica. Ora, sti picchetti qua che io ho buttato là, io mi diletto a studiare queste cose, mi piace la materia, ecco perché dico voterò sì, però dopo aver spiegato che non serve a nulla. Ma su questa settimana volevo chiedere una conferma. Io ho qua un testo di Lodovico Pizzati, infatti volevo datato 16 maggio 2016, che ricalcolando tutto e tenendo conto che comunque l'autonomia economica non ce la darebbero, però dice che in sostanza il residuo fiscale veneto nel 2014, perché devono arrivare i giorni nostri, si sarebbe ridotto a 11 miliardi e 705 milioni di euro rispetto ai 20 di 7 anni prima, quindi noi parliamo di 19, riferito a un po' di tempo fa. E inoltre la spesa pubblica dovrebbe comprendere anche le pensioni, pensioni che purtroppo sono aumentate, i pensionati sono sempre di più, per cui alla fine arriveremmo, spesa pubblica per il Veneto sta crescendo in media di oltre 1 miliardo e 300 milioni all'anno, e questo è dovuto all'invecchiamento della popolazione, quindi alla fine sostanzialmente non ci sarebbe, arriveremo sì e no a pari e patta, quindi non ci sarebbe un vantaggio economico. Qui chiedo a lei, però buttando questi dati qua, non è che si intende, io dico politicamente, una valenza politica, è da dire attenzione, Stato centralista e super centralista, come diventerà, perché poi figurarsi è una decisione già presa, i giochi sono fatti. C'è una regione alle cui le cose vanno diversamente, quindi attenzione, c'è una sorta di fermento.
fai quello che vuoi fare, però qui c'è del fermento, questa io valuto come valenza politica, certo, non sotto profilo di ottenere qualcosa, allora, perché non lo potrei, bisogna essere realisti, ma che vuoi che diano, però guardi, c'è un fermento. Se allora Veneto e Lombardia, che sono comunque non più le locomotive, perché sempre dati, siamo andai, però fermentano, ma qualcosa bisogna tenerne conto. guardi, o no? Chiedo a lei. Mi piace che lei abbia richiamato Pizzati su questo argomento, anche perché fa parte di un gruppo di economisti che scrive su Noise from America e dà una certa autorevolezza, c'è anche Boldrin ed altri. Certo. Ecco. E vorrei rispondere su questo e prendendo poi quello che ha detto l'amico Pivato, che è dall'altra parte. Sposato, chiedo scusa. Pizzati in quell'articolo di ieri dice una cosa interessantissima, dice: vuoi vedere che alla fine il residuo fiscale sta diminuendo perché diminuisce la ricchezza nel Veneto e quindi è un dato obiettivo. Lo Stato potrebbe, è ironico, è intelligente e ironico, addirittura beffarci tutti dicendo, lasciandoci i 9 decimi della fiscalità, dice basterebbe trasferire alle competenze delle regioni l'onere della previdenza e delle pensioni. Con le pensioni tu hai 9 decimi e quindi sei senza poter fare nulla, perché poi la disciplina della materia è di competenza dello Stato, no? Certo. Qui lo Stato ha una competenza regolamentare in fatto di previdenza e assistenza, però dice lo gestisci tu, lascia a te la competenza di pagarlo, hai 9 decimi senza ottenere nulla, peggiorando la nostra situazione. Ma quella è una provocazione intelligente per far capire che cosa? Quello che domanda anche il nostro amico Sposato, che dice, ma in fondo Zaia, siccome non è una persona sciocca, no? Perché fa sta battaglia sapendo che non porterà a nulla? Non è meglio parlare di indipendenza? Sposato, hai ragione. In effetti, non voglio adesso andare fuori del tema, ma anche prima accennavi al fatto la legge 15 è stata una scelta elettorale. No, io ti posso garantire, ero ero al buffet della regione quando è nata la legge 15, perché stava in discussione. Sì, lo so, ma ti spiego, conosco i dettagli, l'ho vissuta. Io sono uno degli autori della legge 14, figurarsi della legge 14 sull'indipendenza, la famosa proposta di legge 342. Eravamo al bar, che ormai la legge era in discussione, quella sul quesito indipendenza, e quelli del centrodestra, il consigliere regionale di Belluno di Forza Italia, che era il capogruppo, Bond si chiamava, chiamò Alfano al telefonino e dice: questi qua guarda che stanno andando a votare, la votano. E Alfano gli disse una cosa: prendi tempo e poi vedremo. E Bond me lo disse subito, dobbiamo aspettare. Venne fatto un rinvio e alla proposta di legge 342, che era quella che poi ha portato alla legge sull'indipendenza, fu aggiunta poi la 392, che era quella che è diventata la legge 15. Io conosco anche i dettagli di questa storia. Quindi è nata come strumento per intralciare quella sull'indipendenza. E quindi una cosa che non nasce da un progetto, che non nasce da una visione, ma nasce da una volontà politica di intercettare, di bloccare un percorso di cambiamento che è solo quello dell'autodeterminazione. E quando parliamo di autodeterminazione, che è lo strumento, che qualcuno lo confonde ancora col risultato, ma siamo all'età della pietra ancora nella comunicazione e nella conoscenza, l'autodeterminazione non è l'obiettivo finale, è lo strumento giuridico, il mezzo col quale si interpellano i cittadini per chiedere se vogliono o meno l'indipendenza. Ecco perché sta proposta qua, lo dico, lanciando pro futuro, pro veritate, non so più come dirlo perché l'informazione manca, l'attenzione alla gente, guardate che quando finisce questo Zaia non ha la sorpresa, non ha il coniglio dal cappello, deve parlare di indipendenza come parlo io. Allora se deve parlare di indipendenza fra 2 anni, perché si è dato 3 anni di tempo con la riforma del 26 febbraio di quest'anno, con la legge 7, si è dato una riforma, ha dato un rinvio a 3 anni, attenzione, perché bisogna conoscere tutto il meccanismo. Allora ha senso che tu tieni in stand-by, in discussione un tema, sapendo che fallirà, parla subito di indipendenza, ti diamo il know-how, ce l'abbiamo noi, te lo mettiamo a disposizione, lavora con noi per l'autodeterminazione.